Hanno sempre offerto gol e spettacolo quando si sono incrociate. Vincere oggi potrebbe dare il là a una stagione esaltante. Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio 8, buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra da Marco Barbaliscia. È il posticipo della terza giornata di Serie A. A sfidarsi Bacci Immobiliare con la classica divisa nera e la Roma Calcio 8 maglia bianca con la striscia giallo-rossa nel petto. Gioca a sinistra dove c'è Liotti, alza la testa Liotti, il movimento in avanti di Succi, si va invece dietro dove il numero 8 prova la conclusione e fa bene perché trova il gol dell'1-0, magia di Parroni che sblocca il risultato dopo 4 minuti, Bacci 0, Roma 1, ha segnato Parroni. Anche un leggero vento che potrebbe modificare le traiettorie del pallone. Ora subito la risposta della Bacci affidata al suo attaccante, traversa piena a salvare qui Goletti. Sul punto di battuta sempre Parroni che con il destro scheggia il palo, la palla va sul fondo. Conclusione ancora magistrale di Parroni. Gestire pallone sulla sinistra, Bacci che porta avanti le sue torri, vediamo se ci sarà un cross, no è un tiro, ci mette i pugni Goletti. Liotti prova a scambiare con Seferi, vertice dell'area di rigore, si porta all'altezza del corner ora il numero 16 della Roma, la gioca per Liotti, limite dell'area di rigore, salta un avversario, anche il secondo, tocco delicato, ma quanto basta per trafiggere Merciaro. Bacci 0, Roma 2, ha segnato Liotti. Così alla fine del primo tempo, ma è solo il primo corner della partita. Giocato corto, pallone in mezzo, la botta di Parroni, di poco a lato. Campo, pallone pericoloso, Seferi riesce comunque a farlo suo, Seferi se la porta sul mancino. Merciaro ci mette i pugni e la manda in calcio d'angolo. Sta Seferi, scodella addirittura dall'altra parte. Succi, spazio per lui, alza la testa, indelicato in mezzo, la palla che arriva a Seferi sul secondo palo, tutto solo, dribbla Merciaro e fa 3-0 Roma. Grande l'azione di Seferi che ha seguito e poi ha concluso per il 3-0 Roma. Con il destro, vediamo chi andrà, sembra intenzionato Parroni, così è, il destro deviato, Merciaro ci mette i pugni e la manda in calcio d'angolo. Conclusione pericolosa qui di Parroni. Qui però esce bene la difesa del Bacci che prova a ripartire, Placido smista a sinistra dove c'è Paresce, torna dal numero 11, alto sulla traversa, ma bella azione del Bacci qui. Parroni gioca in verticale, Succi il destro improvviso, palo esterno e palla fuori. Grande conclusione qui di Succi e Temperini, poi Parroni. Il problema di girarsi, infatti perde il pallone e allora il numero 18 qui, Ponziani, che si mangia forse il gol del 3-1. Placido la gioca per Ponziani che si gira col mancino, è attento il portiere della Roma a mandare in calcio d'angolo. Bravo qui D'Arpino per Cardinali, Caponetti, vertice dell'area di rigore, la gioca per Ponziani che se la ritrova ancora lì e allora Ponziani accorcia le distanze per la Bacci, fa 3-1 per la Bacci, salgono tutti, non rimane nessuno dietro, tenta il tutto per tutto qui la Bacci, il numero 11 Tombesi di testa, il miracolo di Goletti. Parroni in mezzo a due, Parroni perde qui il contatto con la sfera, allora Tombesi, c'è Ponziani davanti a lui, Tombesi va col mancino, traversa il gol di Tombesi, la Bacci è ancora viva, la Bacci è lì, Bacci 2, Roma 3, accorcia le distanze Tombesi. E su questo tiro di Goletti arriva anche il triplice fischio dell'arbitro, Roma batte Bacci 3-2 e si porta al secondo posto in classifica a quota 7. Bacci che rimane fanalino di coda a quota 0, ma partita spettacolare tra le due formazioni.